Euroregione.news. Dal 1 gennaio 2026 Blue Energy ha introdotto 4 giornate di permesso retribuito aggiuntivo su base annuale, interamente a carico dell'azienda, destinate a tutti i dipendenti, anche quelli che non usufruiscono della legge 104, che abbiano necessità di supportare i familiari più stretti, valorizzando le indicazioni contenute nella legge regionale del 2024 del Friuli Venezia Giulia sul riconoscimento e il sostegno dei caregiver familiari. Si tratta di uno dei primi accordi di secondo livello in materia di welfare aziendale integrativo delle contrattazioni nazionali firmato in Italia, che introduce un riconoscimento concreto e innovativo per le lavoratrici e i lavoratori che svolgono il lavoro di caregiver. A sottoscriverlo con Blue Energy la FISASCAT e la FIM del Friuli Venezia Giulia insieme alla CISL regionale, che l'hanno presentato nella conferenza che si è tenuta nella sede CISL di Udine, introdotta da Francesco Barbaro, segretario territoriale FIM CISL, che ha ricordato come l'accordo si inserisce nel cambiamento di un contesto sociale, lavorativo e demografico dove l'assistenza non è più episodica e ricade sempre di più sulle famiglie e i lavoratori, in specie sulle donne, con effetti diretti su carriere, salari e pensioni. Il tema diventa quindi centrale nelle rivendicazioni sindacali. Oggi sempre di più i lavoratori al colloquio, come ci riferisco, chiedono oltre alla parte remunerativa anche una parte relativa al tempo libero. Sempre di più richieste vanno in questo senso e questo accordo con Blue Energy significa tanto per noi, perché a livello regionale è sicuramente uno dei primi accordi che concede ai lavoratori ancora più tempo libero da dedicare ai propri cari, oltre a una serie di congedi per la conciliazione vita-lavoro. È un accordo che sicuramente a noi serve a livello sindacale come precedente per poterlo portare anche nelle altre aziende del territorio. È uno dei primi accordi che si focalizza sui caregiver e si inquadra in una regione laboratorio, ha aggiunto la segretaria regionale CISL Renata Della Ricca, che ha prodotto una legge sui caregiver che si può definire futuristica. È un primo accordo importante perché è il primo accordo a livello regionale, ma anche uno dei primi firmati dalle organizzazioni sindacali, dalla CISL, per i caregiver. Se noi pensiamo che la nostra la popolazione è in Friuli Venezia Giulia, oltre gli over 65 sono già quasi il 27%. Siamo una popolazione che sta invecchiando sempre più, ci sono sempre più meno nascite, quindi dobbiamo pensare anche alla cura per i non autosufficienti, ma anche per chi non ha la legge 104, quindi i lavoratori lavorano più agilmente, più serenamente, ma alla fine per l'azienda ci sarà maggiore produttività e valorizzazione del lavoro. Per il segretario regionale della FISASCAT CISL, Diego Marini, la lungimiranza del management Blue Energy in tema di flessibilità e welfare del lavoro va nella direzione che il sindacato si aspetta. Per Blue Energy l'introduzione dei nuovi permessi sono la tampa più recente di un sistema di welfare già strutturato negli anni, come hanno ricordato il direttore delle risorse umane Luca Turri e l'amministratore delegato dell'azienda Alberta Gervasio, a supporto della genitorialità, con un mese aggiuntivo di congedo di maternità e 10 giorni aggiuntivi di congedo di paternità, un permesso retribuito per la malattia dei figli da 0 a 8 anni, un bonus per la procreazione medicalmente assistita fino a 10.000 euro, un bonus adozione, anch'esso fino a 10.000 euro, un bonus per i campi estivi e ancora polizze che garantiscono una rendita vitalizia mensile di 2.000 euro e l'erogazione una tantum di 20.000 euro in caso di non autosufficienza, una polizza per il rimborso per il grande intervento chirurgico o grave evento morboso che tutela non solo i dipendenti ma anche i componenti del nucleo familiare. E ancora polizze per la prevenzione e a copertura di visite specialistiche. Dopo un periodo di evoluzione dell'azienda si è detto ok, ma cosa possiamo fare per la nostra popolazione aziendale, perché vedevamo che il contesto sociale stava mutando. Quindi da qui siamo partiti con l'introduzione di una serie di provvedimenti di welfare che nel tempo sono aumentati, ma l'obiettivo è proprio quello di fare in modo che i nostri collaboratori si sentano
sereni sì, ma anche che sappiano che c'è qualcuno al loro fianco nei momenti più critici. Quindi noi cosa pensiamo di essere? Pensiamo poi anche di essere diciamo uno degli attori del sistema, dove ognuno facendo il proprio pezzo coltiva il territorio e fa in modo che questo territorio si sviluppi in maniera sana, perché poi sappiamo che nell'ambito, se questo succede, ne abbiamo giovamento tutti, il sistema, le imprese e i collaboratori. Intervenendo da remoto, l'assessore regionale alla salute, politiche sociali, disabilità e protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha definito l'intesa sottoscritta da FIM, Fisascat, CISL e Blue Energy uno strumento concreto per la qualità della vita delle persone, ma anche simbolico, perché testimonia come le parti sociali possano e debbano procedere alla stessa velocità dei bisogni espressi dalla comunità, che richiedono strumenti di supporto da costruire con intelligenza e in condizioni di sostenibilità. Dare una risposta al ruolo del caregiver, ha aggiunto Riccardi, significa esprimere una cultura del lavoro innovativa a beneficio del capitale umano, in cui il welfare diventa parte integrante del rapporto di lavoro.